Vito Gibin, vicepresidente di Walking Football Italia, uno sport nuovo, un'avventura sportiva importante per l'inclusione. Assolutamente sì, il nostro sport è dedicato a persone, diciamo, che hanno più di 50 anni nel settore maschile, più di 40 anni nel settore femminile, ma è dedicato anche a una maggiore inclusività, nel senso che noi stiamo organizzando anche tornei con ragazzi disabili psichici, stiamo discutendo una eventuale, direi possibile, cooperazione con le associazioni di malati di Parkinson che possono giocare al nostro gioco. Quindi, a parte la normale competitività che c'è tra persone che hanno solo qualche acciacco, quindi qualche motivo per cui magari non funziona bene il menisco o qualcos'altro, quello è abbastanza ormai riconosciuto e accettato. C'è anche questa volontà di coinvolgere persone meno fortunate, chiaramente anche il settore femminile, e di conseguenza l'inclusività fa parte del nostro progetto generale. Allora, per insomma, avere informazioni su questa importante, non iniziativa, ma proprio un vero e proprio progetto, un nuovo sport, cosa possono fare insomma, le persone interessate, le società sportive interessate? Scriverci un'email a walkingfootballitalia@gmail.com. E poi parliamo anche di inclusività, ma anche di convivialità, quindi ci saranno poi dei momenti che sono quasi, insomma, fanno parte del progetto, no? Quindi di terzo tempo, come oggi, che verrà fatta una gran festa. Il terzo tempo è una nostra regola non scritta. Non solo, noi stiamo impostando il nostro gioco in modo diverso, non vogliamo distaccarci dal calcio, ma solamente per la mentalità un po' troppo agonistica e un po' eccessiva in proteste e simulazioni. Nel nostro sport, persone che hanno 50, 60, 70 anni, che sono le tre nazionali che abbiamo nel maschile, 40 nel femminile, che protestano con l'arbitro, non sono benvenute, non accettiamo molto questa protesta. La nostra mentalità è quella del rugby, non c'è nessuno che si deve permettere di protestare contro l'arbitro, che è una persona come noi. L'arbitro, a differenza del calcio, dove sta totalmente separato dal gruppo giocatori, gli arbitri vengono a mangiare la pizza con noi dopo la partita. Il terzo tempo è una regola non scritta, tutti quanti ritorniamo ad essere giovani quando giocavamo a calcio, eravamo competitivi a 20 anni, oggi si ritorna alla nostra età a dare un calcio al pallone, ma poi ad andare a mangiare ancora la pizza con gli amici. Questo è fondamentale, è veramente aggregativo, è un qualcosa che cementa le persone anche tra squadre separate. Ritrovare quindi lo sport e il rispetto, oltre che ovviamente l'inclusione e i principi insomma, che avevamo detto. Per le regole di questo sport è interessante perché walking, quindi camminando. No. Allora, in realtà noi usiamo walking football invece che calcio camminato, perché quando si parla di calcio camminato, nella testa del vecchio calciatore, io stesso ho fatto il mio sorrisino ironico la prima volta che ho sentito calcio camminato. Memore di questa esperienza, so che parlando con qualcuno che ha giocato a calcio in passato e sente il calcio camminato, comincia a mettersi un po' sul chi vive, ma sì, che cos'è questa cosa? In realtà nel nostro sport non si cammina, si marcia rapidamente, c'è una mobilità rapida, quindi accettiamo la parola walking football perché poi è una traduzione letterale dall'inglese. Non abbiamo un termine per scrivere calcio marciato che non viene un granché bene, ma la realtà è questa, questo è un calcio dove si marcia. Di conseguenza si fatica, un'ora del nostro gioco, si suda decisamente. Poi, siccome nelle regole le due fondamentali sono non si corre, quindi non è vero che si cammina, semplicemente non si corre, e non c'è contatto. Queste sono le due regole principali. La terza è non si può alzare la palla oltre il limite della testa per non andare a contrasto di testa, alla nostra età non sarebbe carino. Quindi queste
tre regole importanti fanno sì che il nostro gioco ha un piacere per chi alla nostra età ha ancora voglia di dare un calcio al pallone. Grazie per questi insomma, ragguagli, questi chiarimenti su quello che è questo nuovo sport, quindi la marcia, che ovviamente è anche una disciplina insomma, dell'atletica, quindi parliamo di sport riconosciuto, quindi questo walking football è riconosciuto anche per questo. Allora, riconosciuto in questo momento moralmente, però si sta muovendo la UEFA, quindi c'è già un progetto UEFA che prevede un regolamento UEFA, delle casistiche per cui ci sarà uno sviluppo. Chiaramente se si muove la UEFA si dovranno muovere anche le federazioni di calcio nazionali per accorpare questo gioco ormai in tutta Europa. Basta digitare su internet walking football e si capisce nel mondo quanti milioni di persone sono. Adesso verrà da ridere che mi sente dire milioni di persone, ma la realtà è questa. Io ho contatti con Sudafrica, Australia, Brasile, quindi ormai questo gioco è diffuso totalmente. Ci sono campionati in Europa dovunque, quindi parliamo di milioni di persone e ce ne sono molti milioni in più che in questo momento non sanno ancora che esistiamo e quando lo scopriranno verranno a divertirsi con noi. Grazie vicepresidente, la lasciamo quindi insomma, ai suoi atleti. È stato un piacere.